Allora, siamo qui a San Pietro, in Contra San Pietro, davanti alla sede dell'IPAB di Vicenza, con Igino Canale, responsabile del Dipartimento Stato Sociale della CGIL di Vicenza e provincia. Insomma, sono 18 anni che aspettiamo una riforma delle IPAB. E che cosa chiedono CGIL e CISL-UIL? Sì, 18 anni che aspettiamo la riforma delle IPAB. Intanto in 18 anni il mondo è cambiato, ma non in termini generali, proprio in termini concreti, nel senso che guardando il Veneto e il Vicentino, 18 anni ha comportato una modifica demografica per cui abbiamo molti più anziani, over 65, over 80. E nel contempo si è modificata la struttura delle famiglie, sempre più famiglie sono unipersonali, molte sono fatte da anziani, in particolare anche da donne, e poi le famiglie sono meno numerose e più sparse nel territorio. Nel contempo, in questi 18 anni in cui non è arrivata la riforma, il sistema dei servizi sociosanitari si è modificato. 18 anni fa c'erano le geriatrie, le lungodegenze, adesso non abbiamo le geriatrie, stanno diminuendo i posti delle lungodegenze. E le case di riposo si trovano a dover svolgere un ruolo che non è solo sociale ma anche sociosanitario. Le IPAB rappresentano un pezzo importante del sistema, nel Vicentino ci sono circa 78 strutture per anziani, 38 sono pubbliche e di queste 28 sono IPAB. Quindi la mancata riforma è un qualcosa che va a colpire un servizio che viene erogato alle persone, ma anche chi lavora in questi servizi. Tra l'altro con le assurdità, come diciamo nel volantino, in cui la mancata riforma ha comportato che però c'è una sperequazione nel pagamento delle tasse, per esempio, tra le case di riposo pubbliche e le case di riposo private rispetto al costo del lavoro. Quindi noi chiediamo che la politica si interessi di questo tema, tenuto conto che se sono passati 18 anni vuol dire che la politica in questi anni, la politica regionale, non ha considerato questo tema un tema importante, e siccome l'anno prossimo si vota nuovamente, la nostra preoccupazione è che si arrivi nuovamente a andare oltre la scadenza del mandato della regione e senza fare la riforma. Lo richiedono i problemi che ci sono, perché ripeto, si è allungata l'età della vita, la cronicità è sempre un tema all'ordine del giorno, la non autosufficienza è un tema che sta sconquassando le famiglie.